21 vittime da inizio anno e nella notte l'ennesimo gravissimo incidente stradale, l'auto condotta da una giovane donna, una 31enne di Treviso, che poco dopo le 3:30 finisce contro uno dei piloni del cavalcavia della stazione lungo il Put, riportando ferite gravissime. L'automobilista è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Cafoncello, per lei la prognosi è strettamente riservata. La polizia stradale, intervenuta per i rilievi, sta indagando sulle cause della drammatica sbandata della vettura, a bordo della quale c'era in quel momento solamente la donna. L'incidente ha seguito di poche ore la morte del 39enne Saimir Ginica, il motociclista di origini albanesi di San Biagio di Callalta, dipendente dell'azienda Atena di Carbonera, padre di un bimbo di 5 anni e in attesa di un secondo, coinvolto a Mignagola nello scontro con l'auto di un'operaia ventenne della De Longhi che non si è accorta del sopraggiungere della BMW. La provincia di Treviso da molto tempo ha questo triste primato. E le istituzioni hanno fatto anche rete, perché ci sono dei tavoli di concertazione in prefettura, presso la provincia, si è cercato di avere una strategia di contrasto a questo fenomeno. Però possiamo fare molti controlli e li facciamo, possiamo anche intervenire sulla struttura delle strade, ma la vera prevenzione la deve fare ognuno di noi. Non solo con la prudenza nella condotta di guida e il rispetto del codice della strada, ha spiegato il questore, ospite alla trasmissione Prima Edizione, ma anche con la consapevolezza del proprio stato psicofisico. È stato rilevato che molto spesso le persone non sono in perfette condizioni e quindi l'unica vera prevenzione di questi incidenti è avere una condotta concentrata e la consapevolezza che bisogna mettersi alla guida in perfette condizioni.